Salve a tutti da Chef Emanuela e ben ritrovati sul mio canale di cucina. Oggi facciamo un dolce tipico napoletano, la torta diplomatica. Differenza fra torta diplomatica e millefoglie. Millefoglie è solo pasta sfoglia e crema pasticcera e amarene, mentre la diplomatica è pasta sfoglia, pan di Spagna e una crema diplomatica. Nel nostro caso metteremo della gelatina, quindi diventerà una crema leggera, e in più anche questa avrà delle amarene. Diplomatica perché probabilmente veniva servita nel Medioevo, nel 400 agli aristocratici del momento. Non si sa esattamente, si sa solo che esistono tante versioni. In Sicilia si fa con la ricotta, è presente un po' in tutta Italia, ma nasce comunque come torta a Napoli. Si può tagliare a quadrotti, quindi si fanno delle monoporzioni e diventa il diplomatico. A Napoli il diplomatico si chiama zuppetta, proprio perché ha questo inzuppo dovuto alla bagna di rum o altro liquore. Molti step, ci ripasseremo un po' quella che è la crema pasticcera, quello che è il pan di Spagna, insomma varie cose che ripasseremo insieme. La rifileremo perché io la farò rettangolare e con quello che mi rimane della pasta sfoglia io metterò intorno al dolce tutte le bricioline. Deve essere assolutamente ricoperta abbondantemente di zucchero a velo. Io farò un piccolo disegnino, ma si possono mettere anche delle guarnizioni, quello che desiderate, ma nasce solo con lo zucchero a velo, abbondante zucchero a velo. Vi lascio agli ingredienti e come al solito poi cominciamo la preparazione. Per la torta diplomatica ci serviranno pan di Spagna, poi ci servirà della pasta sfoglia caramellizzata, bagna, non dovremmo chiamarla crema diplomatica, ma o crema leggera visto che c'è la gelatina, amarene e poi dello zucchero a velo. Mano a mano vedremo come sviluppare questi ingredienti. Ci servirà anche del burro cacao da sciogliere a bagnomaria o della confettura di albicocche o della gelatina sempre di albicocche. Per il nostro pan di Spagna ci serviranno 127 g di farina 00, 3 uova, 120 g di zucchero, un pizzico di vaniglia. Poi ci servirà un frullino con fruste o una planetaria. Ci servirà anche un rotolo di pasta sfoglia 30 x 40 cm circa, o anche quadrato, va bene lo stesso. Per la nostra crema pasticcera ci serviranno 300 ml di latte fresco intero, 50 ml di panna fresca, 3 tuorli, 30 g di amido di mais più 5 di amido di riso, quindi in totale 35 di amidi, 70 g di zucchero, la buccia di un mezzo limone, fatela a strisce belle lunghe in modo che poi vi è più facile levarle dal nostro latte, dalla nostra panna, e poi un pizzico di polvere di vaniglia, oppure se avete la bacca un quarto di bacca di vaniglia, altrimenti estrema ratio la vanillina. Per la bagna ci serviranno 50 g di acqua, 50 g di zucchero liquido, vi farò vedere in modo casalingo come farlo, e poi ci serviranno 25 g di rum. Questa crema, vista l'aggiunta di gelatina, non dovremmo chiamarla crema diplomatica, ma crema leggera. Serviranno 330 g di crema pasticcera,
140 g di panna fresca da montare con 30 g di zucchero semolato e 3 g di gelatina sciolta in 5 volte il suo peso, quindi 3 per 5 15 in 15 grammi di acqua. Per fare la nostra bagna ci serve dello zucchero liquido. Noi facciamo uno zucchero liquido casalingo e lo facciamo in questo modo: 60 g di acqua, 60 g di zucchero semolato. Lo mettiamo sul fuoco, quindi mettiamo lo zucchero, ci versiamo sopra l'acqua e a fuoco dolce lo facciamo sciogliere. Una volta che si è sciolto tutto, chiudiamo, possiamo mettere in un barattolo e quando ci serve lo usiamo. Mi raccomando, facciamolo raffreddare bene se lo dobbiamo usare subito. Cominciamo a montare da sole le uova e poi un po' alla volta aggiungiamo il nostro zucchero. Questo è il risultato dopo 5 minuti. Vedete, è schiumoso, non affonda subito. Molti dicono al bianco, ma io mi fermerei a bianco e schiumoso. Ok, adesso prendiamo la farina a cui ho aggiunto anche la vaniglia e a mano la aggiungiamo setacciandola al nostro composto. Mettiamo un po' della nostra farina e poi dal basso verso l'alto la inglobiamo al nostro composto. Nel frattempo ci siamo preparati una teglia imburrata e infarinata. Potete anche, se volete, alla base, se è quella che si apre con cerniera, mettere carta forno. Mentre stiamo inglobando la nostra farina e la nostra vaniglia, accendiamo il forno a 175 gradi. Ho preso per la mia diplomatica una teglia rettangolare e ora ci verso, partiamo dal centro, il nostro impasto. Cosa importante: non sbattete. Facciamo un movimento delicato. Inforniamo. Noi abbiamo messo a 175, adesso lo alzo a 180 e lo faccio andare all'incirca per 30-35 minuti. Controllate. Io ho messo, visto che molti di voi non hanno il forno a convezione, vi dico solo sotto, in modo da dargli una spinta, e poi se vedete che non si dora in superficie, gli ultimi 4 minuti anche sopra. Ecco qui il nostro pan di Spagna. Il mio è stato esattamente 27 minuti, quindi dai 25 in poi controllatelo. Adesso lo facciamo leggermente intiepidire, lo scalziamo dalla nostra teglia e lo mettiamo su gratella a raffreddare. Una volta raffreddato tagliamo il nostro pan di Spagna in modo da formarne 2 strati. Mettiamo sul fuoco, in una pentola di acciaio, il nostro latte con la panna e la buccia del limone e portiamo a sfiorare il bollore. Aggiungiamo lo zucchero ai nostri tuorli, giriamo subito altrimenti granisce. Uniamo gli amidi
ora uniamo anche la vaniglia. Gli amidi setacciateli sempre. Ecco qui, giriamo bene, non c'è bisogno di montarla assolutamente, bisogna solo miscelare bene tutti gli ingredienti. E adesso prendiamo il nostro latte che ha sfiorato il bollore e lo mettiamo dentro. Leviamo le buccette dal nostro latte e panna e adesso senza paura versiamo, tanto non vi preoccupate, non farà grumi. Meschiamo bene, rimettiamo nella nostra pentola e portiamo ad addensare la nostra crema. Mettiamo sul fuoco la nostra crema e appena si addensa la leviamo e continuiamo a girare fuori dal fuoco. Addensate la vostra crema a fiamma media, medio-bassa, altrimenti tende poi ad attaccare. Vedete, io uso un cucchiaio in questa fase perché riesco più a pulire tutti gli angoli. Se vedete che fa vedete qualche grumo, non vi preoccupate, questa è la fase prima che si addensi. Dopo 2 minuti l'ho messo, come vedete, in una pirofila, non in un contenitore troppo alto perché sennò ci mette tempo a raffreddarsi. Invece in questo modo si raffredderà prima. Mi raccomando, non usate alluminio o cose colorate per mettere la vostra crema, perché se no assorbe i colori, l'alluminio le darà un colore verdastro, quindi usate acciaio, vetro o ceramica bianca. E adesso pellicola a contatto. La pellicola a contatto non ci farà fare quella crosticina antipatica e non ci farà fare neanche condensa. Se voi coprite con un coperchio ed è ancora calda, che succede? Che il vapore tende a salire e fare delle goccioline. Nel momento in cui levate il coperchio cadono le goccioline d'acqua all'interno della vostra crema e la rovinate. Quindi bene a contatto, mi raccomando. Adesso la facciamo raffreddare bene e poi la mettiamo in frigo. Mettiamo acqua e il nostro zucchero liquido sul fuoco, portiamo a bollore e poi spegniamo, intiepidiamo e aggiungiamo il rum. Ci servirà per la nostra sfoglia, per quando la inforneremo, anche un tappetino di questi in silicone microforato. Se non lo avete, usate una teglia in modo che poggiandola sopra la nostra pasta sfoglia non cresca in cottura. Ho lasciato la sfoglia sulla sua carta, se la fate voi, carta forno sotto, tagliate in 2 la vostra sfoglia e poi con un buca sfoglia e la bucate bene. Se non avete il buca sfoglia, usate tranquillamente una forchetta. La mia teglia è una teglia microforata, se non l'avete non vi preoccupate, teglia classica. Forno 160 gradi fino a doratura. E adesso metto sopra il mio tappetino di silicone e in forno. Il forno è preriscaldato. Questa è la doratura che dobbiamo raggiungere. E adesso zucchero a velo a volontà. Mettiamo il nostro forno a 200 e là dovete stare a guardare perché un attimo e si brucia tutto, deve
caramellare, ma non deve bruciare ovviamente, quindi 1, 2, 3 minuti a secondo il vostro forno, però controllate. Infornate usando solo il calore sopra, rimanete lì perché, come già vi ho detto, un attimo e sono bruciate. Io sto spennellando con il mio burro cacao che ho sciolto, le sfoglie ancora tiepide. Come vi ho detto, se non avete il burro cacao va benissimo anche la confettura di albicocche o della gelatina sempre di albicocche. Allora cominciamo ad assemblare la nostra torta. Io ho messo la nostra crema leggera sulla prima sfoglia, l'interno mettete quello caramellato e poi mettiamo sopra pan di Spagna. Non vi preoccupate se c'è eccedenza, tanto poi noi dovremo rifilare il tutto. Ora bagniamo il nostro pan di Spagna e poi continuiamo. Adesso che è ben inzuppato, voi controllate, toccatelo perché è importante che sia ben umido. E adesso mettiamo altra crema sul nostro pan di Spagna, un poco di sughetto delle amarene va benissimo. Io non ce le metto intere perché poi nel tagliare diventa un po' più complicato, quindi preferisco fare in questo modo. Se voi invece le volete mettere intere, mettetele intere. Potete tagliarle con il coltello, fate come più vi piace. Ok, adesso altro strato di pan di Spagna bagnato e poi di nuovo la crema. Sto incominciando a rifilare la mia millefoglie. Tenete conto che deve essere ben fredda, quindi per adesso ci fermiamo qui, ce la portiamo in frigo e poi la rifileremo per bene. Ora che è bella fredda io me la rifilo. Puliamo con un pennello in modo da levare eventuali molliche eccetera. Adesso ci mettiamo le molliche che vi ho detto della nostra pasta sfoglia, se vi piace, altrimenti potete anche non metterle, non ha importanza. E ora, una volta che l'abbiamo rifilata, zucchero a velo a volontà. Nel frattempo, se l'abbiamo surgelata, avrà anche il tempo di scongelarsi e servirla. Quindi una volta che avete rifilato il tutto, avete messo tutto a posto, eventuali difettucci ben coperti, zucchero a velo, se avete il bucaneve, quindi quello che resiste all'umidità, ve lo consiglio. Adesso la passiamo in un vassoio da portata. La nostra torta diplomatica è pronta. Io l'ho guarnita con un disegnino fatto con del gel rosso, con 2 cuoricini e un love, giusto per ricordare che siamo nel periodo di San Valentino. Buon dessert a tutti!